Finalmente si ricomincia. Un grandissimo buongiorno amici di YouTube del vostro Vodal Max, infatti sono le 7.05. Finalmente dopo un bel po' di tempo si torna in pista dietro il volante, non vedevo l'ora perché onestamente ero in crisi d'astinenza. Un po' una droga per me il karting, però sinceramente sto da Dio quando corro. Non penso niente, mi diverto e basta. Oggi stiamo puntando la Juke Mobile, così tanto per definirla un po' così, verso Vignate in provincia di Milano, la Top Fuel Arena, perché il buon Daniel Valti ha proposto al sottoscritto di partecipare a uno stage di perfezionamento di guida in quel di Vignate. Sì, sono 2 ore di macchina, però diciamo che la proposta è stata allettante e ho accettato. Per cui vediamo di farci queste 2 orette di macchina e vediamo com'è anche la pista, perché dai video che ho visto su YouTube mi ricorda tantissimo la speed zone di Monselice. Bene, siamo arrivati, adesso ci stiamo dirigendo verso il McDonald's del centro commerciale Acquario per la parte teorica, perché il corso di oggi prevede anche una parte teorica di circa 40 minuti con colazione compresa, per cui almeno così mi riprendo un po' dalle 2 ore qualcosa di viaggio. Sono un pochino in ritardo, ma per cause non dovute a me, per cui spero che Daniel sia comprensivo. Bene, eccoci qui, finita la parte teorica, adesso si va in pista finalmente. Sono in astinenza, parte molto interessante con un pilota del Pastina Influenza Veneto Corse, molto interessante, e adesso andiamo a mettere in pratica gli insegnamenti, anche perché diciamo che questo incontro è stato fatto in vista delle 24 ore di Siviglia, a cui purtroppo io non potrò partecipare per motivi economici, però mi sarebbe piaciuto tantissimo fare un'esperienza del genere. Diciamo che adesso andiamo a divertirci. Eccoci qui in pista, veramente molto carina come ingresso, guardate un po', salottini, tavolini per i bar, molto bella. Andiamo a cambiarci, dai. Finalmente si ritorna in pista. Andiamo! Bene, eccoci qui. In carta sono degli RX7, però la figata atomica è il Micro 4 come dashboard, vedi che tanta roba. Ok, vediamo com'è sta pista. Primi 15 minuti andati, 37,7 di best, molto bella la pista, diciamo che è una resina però un po' più sfumata, si sente che scivolava, però molto belli i kart, una bella accelerazione in uscita e poi la figata del Micron che ti dà i tempi e tanta roba. Dopo i consigli del coach ritorniamo in pista per un altri 15 minuti esercizio, rimanere dietro al kart più lento per 5 giri, dopodiché possiamo cominciare con i sorpassi.
andata, ho passato di un buon secondo in best lap, non male, vediamo il prossimo step. Bene, adesso sempre l'esercizio di prima, però questa volta dobbiamo tentare noi il sorpasso e adesso ci si diverte. Bene, non so se mi sentite, finito l'esercizio ho fatto dignitosamente schifo perché avevo un kart che non era buono, non aveva trazione e scivolava parecchio, probabilmente per via delle gomme, però divertente, ho imparato come mettere sotto pressione l'avversario davanti, vediamo il prossimo esercizio. Adesso via di gara, mezz'ora con incognita safety car e partenza alle mani, vediamo che cosa cazzo riesco a combinare. Bene, finita anche questa simulazione di gara di mezz'ora, adesso vediamo cosa prevede il programma, perché credetemi, caldo da morire, stanco ma divertito come un botto, bellissima la pista, un buon grip, kart molto buoni e soprattutto è riferimento alle micro che ti può aiutare tanto a migliorare il giro. Vediamo cosa c'è in saldo più tardi. Adesso proviamo la Visor Cam e simulazione di passo gara, vediamo bene. Beh, eccoci qui, sono appena arrivato in quel di Raceland per aggregarmi a Tibia e Nick che stanno correndo la 2 ore qui a Raceland. Potete sentire il frastuono, che è il rumorino che fanno questi kart super leggeri. Beh, che dire, la giornata è andata molto bene, cioè, sono stato molto contento, bellissima pista veramente, un plauso al Top Fuel Arena di Vignate, veramente bella come pista. Mi ricorda molto la speed zone di Monselice,
Per cui sì, sono soddisfatto e adesso la mia giornata kartistica per quanto riguarda il pilotaggio è finita. Però adesso comincia la parte da spettatore, perché oltre ad essere arrivato qua per vedere l'ultima parte della 2 ore, probabilmente stasera mi fermerò anche al VKI che c'è la 2 ore in notturna, per cui giornata di full immersion nel kart. Per cui un caloroso saluto dal vostro Vodelmax e ci vediamo nel prossimo video. Bye!